Ed ora l'ultimo appuntamento con la dottoressa Federica Orlando nella rubrica 3 minuti per la tua salute curata dal dottor Madeschi. Bentornati a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che parla dei problemi della salute. Come detto nelle trasmissioni passate, oggi concluderemo un attimino il ciclo sui problemi delle malattie cerebrovascolari e vediamo cosa succede a un paziente che ha uno di questi problemi e viene portato nel centro dell'ospedale di Portogruaro che dirige la dottoressa. Quindi come è organizzato, come viene preso, cosa viene fatto al paziente? Sì, allora appena il paziente viene soccorso dal personale del 118 c'è subito un contatto immediato da parte del personale del 118 con il medico di guardia della neurologia dell'ospedale di Portogruaro che viene allertato e va al pronto soccorso dove il paziente arriva. Il paziente viene sottoposto subito a una valutazione neurologica, a tutta una serie di accertamenti di laboratorio e a una valutazione strumentale con un TAC cerebrale. Accertamenti di laboratorio che servono a fare una diagnosi differenziale per vedere se si tratta proprio di ictus o di altre malattie che possono mimare l'ictus. Per esempio abbiamo un'ipoglicemia marcata, cioè una carenza di glucosio, oppure un'iperglicemia di contromarcata, oppure una carenza di ossigeno o l'abuso di droghe che possono mimare l'ictus o una grave insufficienza renale. E dopodiché il paziente viene sottoposto a un attacco cerebrale per verificare se si tratti di un ictus ischemico o emorragico. Come abbiamo detto in precedenza, l'emorragia cerebrale fa un tipo di percorso, mentre se si conferma la diagnosi di ischemia cerebrale il paziente viene prontamente portato nella stroke unit, che è quella stanza, quell'unità organizzata che noi abbiamo a Portogruaro, che è dotata di 8 postazioni letto, ognuna delle quali ha un monitor che permette la registrazione dell'elettrocardiogramma, della pressione arteriosa, della saturazione di ossigeno, della frequenza degli atti respiratori del paziente, cioè che permette una monitorizzazione costante e continua del paziente, e lì il paziente viene sottoposto ad una terapia innovativa che è stata introdotta da qualche anno, prima in America, poi in Europa e infine è arrivata anche in Italia, e che da qualche anno attuiamo anche all'interno della nostra stroke unit, la cosiddetta trombolisi. È importante ricordare che la trombolisi può essere fatta solo se il paziente accede alle cure ospedaliere entro le 3 ore dall'inizio della insorgenza dei sintomi. La trombolisi è una terapia che si fa per via endovenosa, cioè viene iniettato un farmaco, l'iniezione del farmaco avviene all'interno di un'ora, dura circa un'ora, e si è visto in tutto il mondo come la trombolisi riduce la mortalità del paziente e anche l'invalidità. Esponendolo, ovviamente essendo una terapia che cerca di liberare il vaso dal trombo, dal coagulo, esponendolo ha una piccola probabilità di andare incontro ad un'emorragia cerebrale, ma il rapporto rischio-beneficio di questo farmaco è nettamente a favore del beneficio, cioè il paziente si vede che recupera prontamente il deficit. Noi abbiamo degli ottimi dati, noi nel senso, va bene, noi la nostra stroke unit è molto organizzata, però i pazienti, gli abitanti di questo territorio sono molto fortunati per la dislocazione degli ospedali e perché non sono centri congesti come possono essere le grandi città, quindi c'è un accesso abbastanza veloce del paziente sì, alle cure. Bene, ringraziamo la dottoressa Orlando, noi ci vedremo la settimana prossima con qualche altro argomento e vi saluto a tutti.